a parlare di Alzheimer con altre due persone che si occupano da tempo di questa tematica e si occupano proprio in prima linea. La dottoressa Prizzon Carmen è assistente sociale referente dei centri sollievo dell'azienda ULS 2 e del distretto di Pieve di Soligo. A chi sono rivolte le iniziative che quest'anno avete organizzato per la giornata mondiale dell'Alzheimer? Ma direi che innanzitutto si è cercato di mettere insieme le persone che appartengono anche a istituzioni diverse, ma che fossero in grado di dare una risposta organica utile a sensibilizzare la popolazione su questo problema, sulla malattia, sulla necessità che ci sia un'attenzione da parte delle giovani generazioni, e quindi per la prima volta si è scelto anche di coinvolgere le scuole, i giovani, ed utilizzare linguaggi che finora non avevamo esplorato, come è stato quello del provare ad aprire un hashtag su Instagram dove si è invitato le persone a lasciare un messaggio, un ricordo che vorrebbe non andasse perso, in quanto la giornata stessa aveva come sottotitolo quest'anno "I ricordati di me", ovvero aiutami a ricordare nel momento in cui la malattia mi obbliga ad allontanarmi dai miei ricordi. In particolare nelle 3 giornate precedenti al 21 settembre si sono fatti dei punti di informazione diffusa presso gli ospedali e le sedi distrettuali di Conegliano, Vittorio Veneto e Pieve di Soligo, in cui medici, volontari, psicologi e assistenti sociali si rivolgevano alla popolazione nelle sale d'attesa e informavano sulla malattia e sui servizi a disposizione della popolazione. Vi sono stati poi affissi dei totem che voi trovate negli ingressi degli ospedali, negli ingressi delle sedi comunali dove abbiamo i centri sollievo, presso i centro servizi di Conegliano e presso le sedi delle associazioni, nella quale è possibile riconoscersi, è possibile lasciare un post-it con un ricordo che verrà poi raccolto e valutato da un gruppo di giovani con cui stiamo programmando il lavoro futuro. Oltre a questo abbiamo invitato degli attori a recarsi in 2 scuole in via sperimentale, quindi presso l'Istituto Cerletti e presso l'Istituto Brustolon, e nell'orario della ricreazione dei ragazzi degli attori raccontavano in modo simpatico, in modo leggero, attraverso un flash mob, raccontavano cos'è la malattia e come ognuno di noi spetta il compito di affiancare queste persone, di riconoscerle e di aiutarle se si incontrano un momento di difficoltà. Infine vi è stato poi un organizzarci in un lavoro comune affinché anche gli ospiti dei centri sollievo possano avere una rappresentazione teatrale una domenica pomeriggio. Quindi grandi iniziative, una condivisione di risorse e soprattutto la creazione di sinergie tra familiari, volontari, professionisti e amministratori. Ha portato buoni risultati? Direi che dal punto di vista quantitativo sicuramente sì, perché siamo riusciti a raggiungere una platea più ampia. Se pensiamo solo presso l'ospedale di Conegliano, dove nel punto prelievi siamo stati presenti per 3 mattine di seguito, siamo riusciti a raggiungere 250 persone che hanno avuto modo di ascoltare, di interagire con noi e di avere un'idea o quantomeno di accendere una curiosità su questa problematica. Le ricadute invece sui giovani e sui ragazzi credo che le potremo vedere nel medio periodo, ovvero a 3 mesi quando avremo attivato tutte le iniziative che abbiamo in campo. Grazie. E la dottoressa Piersimoni Romina è psicologa e referente di Capiscimi se mi dimentico nelle scuole e nel centro di servizi per persone non autosufficienti di Casa Fenzi. Ricordati di me è per la prima volta in via sperimentale nel distretto di Pieve di Soligo ed è stato scelto di sensibilizzare i ragazzi e i giovani. Come mai avete deciso di fare questa scelta, essendo un argomento un po' lontano in realtà da questa età, no? Esatto, la necessità di rivolgerci alle fasce giovanili della popolazione è nata proprio
dalla volontà di portare cultura su un tema che ancora oggi viene appunto considerato lontano dai ragazzi. In realtà tra i vari stereotipi che ci sono in giro legati a questa patologia ce n'è uno che è quello relativo al fatto che la demenza sia una condizione ineluttabile dell'invecchiamento, che a noi piace un po' sradicare e combattere per una serie di ragioni. La prima è che in realtà ci sono delle forme presenili che possono colpire anche intorno ai 50 anni e quindi possono, se la persona colpita è il familiare di uno di questi ragazzi, possono diventare un tema assolutamente urgente e molto vicino alla vita degli adolescenti. E chiaramente con gli strumenti che può avere un ragazzo affrontare una situazione del genere si capisce bene come la famiglia, il sistema famiglia potrebbe risultare destrutturato da un evento simile. Quindi la volontà è proprio quella di fornire ai ragazzi gli strumenti per leggere la patologia in modo diverso, strumenti minimi sicuramente, però dare a loro una prospettiva diversa della malattia e quindi la possibilità di capire cosa vuol dire qualità di vita per persone che hanno questa patologia. Dall'altra parte, l'altra ragione è quella di promuovere e stimolare la motivazione delle fasce più giovani della popolazione ad adottare uno stile di vita sano, perché è con quello che si aumenta la possibilità di proteggersi da patologie come quelle della demenza. E quindi la necessità era proprio quella di entrare nelle vite dei ragazzi e passare delle conoscenze, passare un pacchetto di conoscenze. A 15 giorni dalla giornata mondiale dell'Alzheimer, oltre alle iniziative di cui ci ha parlato la dottoressa, ne avete altre in programma? Sì, allora, una riguarda l'apertura di un profilo sul social Instagram che è Ricordati di me Alzheimer's Day. Anche qui la volontà è stata quella di raggiungere i giovani, i ragazzi, di parlare un linguaggio più giovanile. L'intento era quello di promuovere la stessa cosa che è stata fatta con i totem, quindi di invitare le persone a postare il ricordo che non vorrebbero mai dimenticare, il ricordo più prezioso. Di fatto si sono riscontrati insomma un'adesione abbastanza elevata, ci sono stati parecchi follower e ci sono stati anche diversi post. Qualcuno ha messo che non vorrebbe mai dimenticare i viaggi fatti con il proprio compagno, il giorno del proprio matrimonio. Hanno dato sfogo alla fantasia ed è tra l'altro un'iniziativa che stiamo ancora portando avanti, esattamente come i totem. L'obiettivo è quello di tenerli ancora in vita per un altro mesetto e poi raccogliere e vedere cosa è uscito fuori. Poi c'è sicuramente, come già ci hanno contattato le scuole, la scuola Marco Fano di Conegliano, istituto tecnico per i servizi sociali, con la volontà di ingaggiarci per un paio di incontri sul tema demenze. Qui l'obiettivo sarà quello di fornire un quadro appunto della patologia, partendo però dalle credenze che i ragazzi hanno sul tema demenza. E poi anche di sensibilizzare, toccare un po' il senso di responsabilità sociale rispetto alle persone affette da questa malattia e quindi anche avere un occhio diverso quando per strada magari si incontra una persona confusa o nella comunità in generale. Dare degli strumenti per avere più attenzione verso il sociale. Esatto. Avete qualcos'altro da dire oppure? Sembra che le iniziative erano state già anticipate, Carmen, lo spettacolo teatrale, sì, il 24 ottobre, lo ricordiamo, nei centri sollievo di Pieve, di Soligo, quindi rivolto proprio agli anziani che frequentano il centro sollievo, e
i 2 interventi negli istituti Brustolone e Cerletti. Qualora ci fossero delle scuole che avessero piacere di avere questo tipo di interventi, io credo basta che chiedano a voi, no? Assolutamente sì, siamo noi i referenti, io e la dottoressa Anche Brizzoni. perché più si conosce, più si hanno gli strumenti per poter aiutare il prossimo, no? Esatto. È stato inviato a tutte le scuole superiori, a tutti gli istituti superiori di Conegliano, è stata inviata un invito, una lettera in cui si chiedeva la loro adesione a questa proposta e la nostra disponibilità a titolo gratuito di andare a incontrare i ragazzi e le classi per presentare le iniziative e le caratteristiche della malattia e le risposte che il territorio offre. Magari e siamo in attesa. speriamo di che dopo il Marco Fano altri diano la propria si disponibilità. aggiungano. Allora io vi ringrazio, credo che questo argomento, che in fondo è un po' parte della nostra società, perché abbiamo sentito è una delle patologie della demenza più frequenti e più comuni, lo abbiamo sviscerato in tutti i modi, e soprattutto le persone che hanno un familiare o che soffrono di questa malattia possono, grazie a questi servizi che la nostra ULSS e che i volontari danno a disposizione, possono sentirsi meno soli e possono essere aiutati nel cammino dell'affrontare la malattia. Vi ringrazio e ci vediamo presto.